Ben ritrovati amici di YouTube all'interno del canale di Valerio Celentano. Cominciamo oggi, abbiamo un po' di aggiornamenti, nuovi nomi per il Napoli, grazie agli amici di Fluido.net. Allora, scusate, Get Learned, benvenuto, e Get Learned, cioè nel senso impariamo insieme. Ho studiato, ho trovato un modo, perché sono usciti questi nomi in nottata e abbiamo la possibilità di guardarci questi giocatori, di studiarceli un pochino nell'attesa della partita. È proprio il contenuto perfetto per poter... Sto laggando perché tengo tutte le schede pronte. Iscrivetevi al canale con fiducia e se trovate questo contenuto interessante, qua ci vogliono i like per il lavoro precondito, perché tutti i nomi molto diversi. La domanda mia che mi sono fatto, poi magari li conoscete già, giocatori accaniti di videogiochi oppure appassionati della Ligue 1, esperti di Bundesliga, li conoscete? Io mi sono guardato e ho detto, ma chi so, chi sta già? Non lo so, guarda. Però ovviamente il lavoro nostro non è quello di conoscerli, il lavoro nostro è di studiarli e di capire perché li stiamo cercando. Con molta calma ci spostiamo di qua e questi sono i nomi fatti, ok? Giocatori molto diversi tra loro a prima vista. Io prima mi sono guardato le schede di FBref, ho guardato un pochino i percentili dove hanno i loro punti di forza e i loro punti deboli, e solo dopo ho guardato gli highlights, ho cercato di non farmi impressionare da quelli che sono gli highlights, ma partendo da una base numerica è importante. Allora, si è parlato, Moretto ci ha parlato di Cissé, di Diouf, in realtà nell'ordine ha parlato prima di Diouf, ecco, poi di Cissé, poi di Chukwuemeka, che però è un giocatore completamente diverso, e soprattutto io sto leggendo di un po' di insistenza su questo nome, su Götze. Ora non lo so se l'ha fatto Schira, tra l'altro massimo rispetto per Schira, perché è uno che... Voi iscrivetevi al canale perché io devo mantenermi sui numeri di Schira, non è possibile, perché lui non fa neanche le copertine, cioè tutti i video, questi solo i titoli con la sua... È bellissima sta cosa, è proprio un grande, solo col telefono, senza microfono, io che faccio l'editing, è tutto inutile, non ho capito niente. Mentre il canale di Fabrizio Romano in pochi mesi ovviamente ha raggiunto i 100.000, che Pedulla ci ha messo un anno, massimo rispetto anche per Pedulla, che però 2-3 video al giorno senza saltare un giorno per un anno sano, e il lavoro ha pagato. Invece loro 3-4 video, Moretto e Romano, 100.000, non si può competere, però vediamo bene, perché Moretto dice che Elmas è una pista fredda che si è raffreddata e ci fa questi 3 nomi nuovissimi. Götze mi pare che l'ha fatto Schira, e vediamo, perché se becca questa qua sono i padroni assoluti del mercato per quanto mi riguarda. Se invece arrivasse Elmas, io sono il padrone del mercato perché io l'ho anticipata. Partiamo da Diouf, questa è la situazione, cioè molto verde, ma mi interessa andare nella scazzetta, nella scazzetta noi vediamo sui passaggi c'è qualcosa in avanti, quello che significa i potenziali assist, i passaggi chiave, però anche per quanto riguarda le occasioni da gol, quindi è uno propenso in avanti. Per quanto riguarda la fase difensiva molto meno, ci sono questi passaggi bloccati, gli intercetti, insomma il posizionamento e blocchi un passaggio. Partiamo da questo presupposto. Poi no, devo essere però anche preciso, parliamo di 1,87 m, su FBref lo porta 1,75 m, ma è sbagliato, perché dagli highlights sembra molto più alto, e le altre piattaforme, SofaScore e Transfermarkt, lo portano 1,87 m, quindi io credo alle altre piattaforme in questo caso. Ragazzi, siamo su internet, bisogna sempre comparare 3-4 fonti, ecco perché io poi mi guardo tutti i video di Moretto, bisogna comparare tutto, perché la verità è fallace quando la trovate scritta su internet. Non vi fidate di AI, non vi fidate. Allora, parliamo di un 2003 di Diouf, 22 anni compiuti. La cosa che hanno in comune questi qua, tutti e 4 questi nomi, è che sono tutti schidi di botti. Sono tutti under, guarda un po', cioè che li possiamo mettere in lista senza occupare un posto, guarda un po', allora le liste sono importanti, va benissimo, va benissimo. Allora, lui è mancino,
Io ho cercato delle comparazioni, dici a chi può assomigliare. Essendo mancino, quando recupera palla è un box to box, recupera palla in zona anche sotto al centrocampo e poi la porta in avanti. Quindi io mi sono scritto molta conduzione, la conduzione del pallone, palla al piede, li tocca sempre col sinistro, box to box. Il fatto che sia mancino, mi è venuto da dire Castrovilli, ma non è quel tipo di giocatore là. Pensate un po' più Zemaili, però mancino. Quindi a volte testa bassa, quando la alza cerca il passaggio importante. Giocato nel Lens, squadra che finisce metà classifica. Nessun infortunio, nessuna storia di infortuni. Un gol e 2 assist l'anno scorso. 34 partite. Per un totale di più di 2000 minuti. Quindi sotto questo punto di vista è forse il più pronto di questi due che vediamo in comparazione, perché sono i due centrocampisti francesi, è lui francese di origine, di nazionalità. Quindi un poco meglio in avanti, un poco meno meglio, se si può dire meno meglio, in fase difensiva. Quindi se cerchiamo quello che deve sostituire Anguissa, forse no, ma dobbiamo ragionare anche su una cosa: Anguissa fa un po' tutto. Cioè Anguissa non è solo l'interdittore che si mette a fare lo schermo davanti alla difesa. Anguissa fa anche conduzione, fa anche inserimento, quindi è difficile trovare quel giocatore là. Partiamo da questo presupposto. L'altro, Jaoui Cissé, vedete anche qua molto verde. E vedete che in questo caso ci sono percentuali di tiro, c'è una buona percentuale anche di passaggi, meno per quanto riguarda i gol, le creazioni da gol, però fase difensiva potentissima. Questo box to box qua ha caratteristiche diverse e io me le sono segnate, ho studiato, ho guardato con i miei pugni. Allora 1,88, quindi ci siamo come stessa fisicità. Questo è un 2004, 21 anni compiuti, quindi è buono per le liste per 2 anni. Ragioniamo anche su questo. Destro di piede, per me a prima vista, perché poi dagli highlights sembrano tutti bravi, però vi dirò, a me Diouf non mi ha impressionato, mentre Cissé, per quel poco che ho visto, mi ha impressionato. Pensate un Duncan, pensate un Anguissa acerbo, però coi paragoni andiamoci piano. Però controllo e scarico, cioè controllo di palla e scarico immediato, contrasti nella zona sempre box to box, cioè davanti alla sua area per arrivare poi davanti all'area avversaria. E poi mi sono scritto una discreta visione e passaggi progressivi, cioè non disdegna quella di alzare la testa a differenza dell'altro e fare anche delle sventagliate, dei passaggi filtranti. Sotto questo punto di vista mi è piaciuto di più. Però da quello che ho capito, Cissé si è alternato tra il Rennes in Ligue 1 e il Rennes B, che stava nella quinta divisione francese. Ha fatto molto meno partite, siamo arrivati più o meno a 1000 minuti, 14 partite in Ligue 1, 8 in quella divisione, il Rennes B praticamente. E quindi questo è uno ancora più giovane che deve fare più esperienza, però secondo me il potenziale è più alto, più interdittore, quindi forse più lui che è quello che ci serve. Può piacere, può servire, non lo sappiamo. E prima di arrivare a Chukwuemeka e Mika Götze, perché là su Mika Götze io mi sono esaltato tantissimo, andiamo a fare un po' di comparazione anche con questi campetti e vedete che sono due giocatori completamente diversi. Cosa serve al Napoli? Cissé, che è quello che per me è il più pronto, quello con più interdizione, vedete i duelli, cosa che invece Diouf non ha. Diouf ha il passaggio chiave, Diouf ha la progressione palla al piede, che però anche Cissé non manca, passaggi progressivi. Cissé mi sembra un po' più completo, se parliamo sempre di potenziale, sono giovanissimi, però Cissé mi sembra un po' più completo, Diouf un po' più talentuoso, per capirci. Per trovarvi un altro paragone, qua portano Payero, se vogliamo fare un paragone con Diouf, anche Fazzini. Dopodiché, per quanto riguarda Chukwuemeka, c'è un problema, che ha giocato in Bundesliga e ha giocato anche pochissimo, quindi su FBref non c'è. 1,88 lui, 2003, 22 anni da compiere, nasce nell'Aston Villa, finisce al Chelsea e poi finisce in prestito al Borussia Dortmund, che ho letto lo rivorrebbe in prestito perché ci ha visto del potenziale e il ragazzo pare che del Chelsea non può rimanere, non sopporta come trattano i calciatori, hanno proprio la carne al macello, quindi lui vuole andare. Destro naturale, è uno che dà e va, se prende palla anche nella sua metà campo, alza la testa, trova il compagno libero e prova subito lo scambio per l'1-2. Questa è la sua caratteristica per me principale.
fa. Poi è dotato di dribbling e di un dribbling anche abbastanza fisico, cioè sposta il pallone e poi si mette davanti alla palla, c'ha buona progressione, ovviamente c'ha scatto e c'ha la voglia di andare in avanti a chiudere. Questo non è un centrocampista, questo è più probabilmente un trequartista, è più uno che te lo puoi giocare anche sulla fascia, anche se come vediamo da qui tende a stare per vie centrali. Per me andrebbe adattato in un centrocampo, ma lo vedo più di propensione offensiva. Origini nigeriane, ma non vi preoccupate perché gioca per l'Inghilterra Under 21 ed è nato in Austria, quindi non vi preoccupate. Il problema suo è che troppi infortuni. Se era logico non vedere infortuni negli altri perché sono molto giovani, qua parliamo di troppi infortuni. Ecco perché anche col Borussia Dortmund pochissimi minuti giocati l'anno scorso, perché lo aggiungiamo così caserecciamente, guardate quante partite salta. L'anno scorso 41 giorni e ne ha saltate 10, 7 infortuni, piccoli infortuni che si inseguono. Nel 2023-2024 200 giorni saltati, quindi ha saltato 40 partite, e anche l'anno prima 45 giorni. Questo qua grande potenziale sicuramente, ma è un rischio assoluto che io non mi prenderei mai. Dopodiché arriviamo al ragazzo d'oro, perché questo è il ragazzo dorato, questo è... attenzione, qua ho visto veramente, vi giuro, ho visto 30 secondi di highlights e ho detto l'hanno trovato il nuovo Elmas. Il nuovo Elmas più giovane, un po' più basso forse, fisicamente deve ancora crescere, perché questo qua, Götze, oh my Götze, e ci abbiamo già come chiamarlo, è del 2005. Quindi 20 anni compiuti, è buono per 2 anni, cioè lo prendi quest'anno ed è under, l'anno prossimo è under e pure l'anno dopo è under. Destro naturale, io ho detto Elmas, ma potrebbe assomigliare anche, senza che dobbiamo prendere Elmas, i nuovi possono pensare a un Ildiz, cioè la classica ala che gioca a sinistra, che è tutto destro, che rientra, c'ha dribbling, c'ha personalità, è pronto, mi sono scritto, è pronto, c'ha conduzione però a testa alta, perché poi c'ha propensione all'assist, c'ha il dribbling, tira anche qualche rigore. L'unico problema è che anche qui ci sono un po' di infortuni, adesso lo vediamo, però intanto perché io me lo spiego. Ora non fate caso che Noah Lang in queste statistiche è un dio sceso in terra, chiaramente, no? Perché è il migliore in tutti, nei passaggi chiave, nei cross, nel condurre la palla, nei dribbling, negli assist, è il migliore in assoluto. Quindi che il Napoli abbia fatto un acquisto sbagliato io non ci crederò mai, perché i numeri parlano chiaro. Poi può fallire, questo è un altro paio di mani, ma l'acquisto di Lang non è sbagliato. Guardate come sono simili Götze e Ndoye, proprio come caratteristiche. Poi magari Götze c'ha qualcosa addirittura in più nel portare avanti il pallone. Ndoye si fa preferire forse leggermente nei passaggi chiave, negli assist, ma sono molto simili. E nel momento in cui Conte dice io Ndoye lo volevo, il prezzo era proibitivo, e questo giocatore qua, io non vorrei che l'hanno trovato così. Giocatori simili a Ndoye, è fortissimo, gioca nell'Ajax, da alcune movenze, quando tu vedi un giocatore con i capelli un po' più lunghi fai vari pensieri dei giocatori dell'Ajax, Litmanen, ma questo qua c'ha un potenziale secondo me pazzesco, e diventerà non lo so quello che può diventare. Anche qui bisogna valutare che testa c'ha, perché come numeri, proprio come skills per uno della sua età mi sono bastati pochi minuti. Ed è importante che non mi sia piaciuto per esempio Diouf, perché tu dici dai video su internet sono tutti bravi, prendi uno Zerbin e ti risulta fortissimo così. Invece no, alcuni di questi video di questi giovani non mi hanno impressionato. Questo qua sì, questo qua mi fa anche sbilanciare, e oh my god. Insomma, andateveli a vedere, lasciate il like per il lavoro notturno, andateveli a vedere questi skills e fatemi sapere che ne pensate. Io non lo so il Napoli che ha intenzione di fare, però sono usciti 4 nomi, 2 sono per me più offensivi come Götze e Chukwuemeka. Io non credo su Chukwuemeka, troppi infortuni, troppe problematiche, non è proprio un giocatore che il Napoli si può andare a infognare, lo devi andare a prendere dal Chelsea, ricreare un'altra cosa di prestiti, non so quanti prestiti abbiamo ancora a disposizione, lo escluderei. Götze invece è, però parliamo sempre di prospettiva, non parliamo di un giocatore pronto alla Ndoye che voleva Conte, è un giocatore che va sotto Lang, che però con questo talento che secondo me te la rissa piglià, te lo fai crescere, lo fai giocare, lo mandi in prestito a una squadra, che ne so, il Sassuolo vende Laurienté
e tu lo mandi al Sassuolo e deve fare il titolare. Devi convincere una squadra all'Empoli e lo convinci, deve fare il titolare, se no ci paghi tu a noi il prestito e le su Goz vado in difficoltà, va a finire che mi innamoro e non è il caso. Tra i due francesini, e parliamo sempre di giocatori in prospettiva che però li puoi aggiungere, non parliamo di Colisaco, parliamo di giocatori pronti. Sissé mi piace di più, fatemi sapere che ne pensate voi e ci vediamo dopo live. Dovrebbe essere già pronta la live perché dobbiamo vedere un pochino la palla che scorre, perché ragazzi ci siamo, il campionato è dietro l'angolo.